L'azienda ospedaliera di Padova annuncia di aver fatto 356 assunzioni nell'ultimo anno, la maggior parte infermieri e operatori sociosanitari, ma anche medici, tecnici e amministrativi. Il sindacato è ovviamente contento delle assunzioni, ci mancherebbe, ma chiede di spostare l'attenzione sull'assistenza, basta parlare solo di numeri. L'azienda di Padova invece, come le altre venete, penserebbe soprattutto a far tornare i conti, dicono i sindacalisti. Due i punti critici: intanto bisogna utilizzare fino in fondo le graduatorie degli ultimi concorsi che stanno per scadere. Non abbiamo ancora avuto lo scorrimento intero della graduatoria OS e siamo preoccupatissimi che questa graduatoria dell'ultimo concorso andrà chiusa senza chiamare le persone, e questo è l'allarme che ci chiamano le lavoratrici e lavoratori OS, che sono disperati per poter essere chiamati in questa azienda. La seconda questione è un numero insufficiente di infermieri. Un numero di infermieri non sufficiente alle necessità interne all'azienda. Quindi, per quanto ci concerne, noi abbiamo meno 120 infermieri tra il 2022 e il 2023, pur avendo assunto nel 2023. Abbiamo OS che non sono stati ad oggi totalmente chiamati nella graduatoria, anche il concorso infermieri non ancora esaurita, e alle porte altri concorsi. Non basta guardare quanti vanno in pensione e sostituirli. Le eccellenze dell'azienda richiedono maggiore impegno e più persone e un carico di lavoro che porta molti ad andarsene. Da qui il calcolo di 122 lavoratori che mancano all'appello nel comparto. Ma i 122 solo per il comparto che mancano all'appello sono quelli che nel totale nel 2023, oltre alle assunzioni, si sono dimessi, e quindi c'è stato un importante numero di pensionamenti, di dimissioni volontarie e di mobilità in altre regioni e in altre ULSS, che sono state fatte, soprattutto quello delle dimissioni, da personale, dimissioni volontarie, soprattutto da personale che lavorava dall'azienda da circa 25-30 anni. Quindi un po' quelle che sono le colonne portanti dell'azienda ospedaliera di Padova hanno deciso di abbandonare la propria professione